Buon pomeriggio a tutti, benvenuti allo spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission, dove siamo onorati di ospitare questo panel perché è molto innovativo, interessante per la valorizzazione del nostro territorio, ma non solo, perché è un progetto che ha un respiro molto più vasto. E abbiamo con noi Silvia Ferretto, Impact SRL, e Fara Polato, Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova e del progetto Cinelands, che ci presenta gli altri due ospiti seduti con noi. Noi nel programma abbiamo Mauro Salvador e Stefano Caselli, che però nel mood di questo progetto che causa Covid si è svolto poi a distanza, doveva essere territoriale. Mauro Salvador ci ha mandato un video che sentiremo tra poco e Stefano Caselli è nel mio telefonino che sta seguendo da distanza ma in sincrono. Con me io ho due rappresentanti, diciamo, delle due fasi del progetto, che sono Giacomo Garbo per la parte della residenza, poi spiegheremo, e Arrigo invece per la Game Developer Session, che è stata una ulteriore tappa di espansione della narratività del videogioco. Ma lascio la parola a Silvia, che è rappresentante dell'ente promotore di questo progetto, e poi seguo io di nuovo. Buongiorno a tutti. Sì, no, volevo solo dire che la presentazione, diciamo, di oggi riguarda il videogioco, mostra scene, giocare, condividere, raccontare il territorio con il videogioco, quindi questo sarà il titolo del panel. Prego. Buongiorno a tutti, sì, infatti io sono Silvia Ferretto, rappresento la società Impact SRL, che è uno spin-off universitario dell'Università degli Studi di Padova, e ci occupiamo prettamente di valorizzazione del territorio nelle diverse forme, tra cui appunto l'audiovisivo. E Fara ci ha proposto di fare insieme a noi Vipro e al Dipartimento di Beni Culturali questo progetto, che abbiamo trovato ovviamente in linea, ma non solo, molto innovativo, e un progetto in cui abbiamo creduto molto e speriamo di replicarlo in varie forme e misure dopo questo primo bellissimo esperimento. Durato molto, ma è stato anche un bene che sia durato di più, ci ha permesso di lavorare insieme e di approfondire tante cose. Lascio la parola alla protagonista. Allora, io cercherò di essere breve perché sono molto contenta di constatare che ci sono molte delle persone che ci hanno accompagnato in questo progetto, oltre alle realtà che l'hanno sostenuto fin dall'inizio, quindi Impact, Vipro e il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, che io rappresento attraverso appunto la linea Cinelands a cui faceva riferimento, ma poi tutte quelle realtà che ci hanno accompagnato strada facendo e senza le quali non avremmo potuto gestire un progetto che ha una configurazione fortemente territoriale, ma con un respiro, direi, internazionale. Il titolo del progetto è Urban History Reloaded. Perché Reloaded? Perché creatività videoludica per azioni di cittadinanza, quindi la dimensione del videogioco è sicuramente centrale. Ricordo che con l'ultima riforma dell'audiovisivo finalmente il videogioco, che aveva già un suo evidente impatto a livello di appassionati, a livello di artisti, a livello di sviluppatori, cioè quindi una sua forza già concretamente, però con l'ultima riforma di legge sull'audiovisivo è stato finalmente riconosciuto, no? E questo è importantissimo, come opera audiovisiva. Il progetto Cinelands racchiude in sé due anime: il cinema che racconta il territorio, ma anche, se vogliamo, i territori del cinema, dando al termine, come ormai è invalso, un'accezione molto più ampia che riguarda quindi anche i territori, le ibridazioni, le forme vicine al cinema, l'audiovisivo in senso ampio, e poi appunto il videogioco, che è a tutti gli effetti da qualche anno opera audiovisiva. Il progetto prevedeva una residenza territoriale ed è stato sostenuto all'interno del bando per chi crea 2018 SIAE MIBACT.
Dopodiché è arrivato il Covid. È arrivato il Covid e noi ci siamo trovati nella condizione di rimodulare sia una residenza che quindi doveva avere un rapporto forte con il territorio a distanza, sia poi a rimodulare anche l'altra componente importantissima che era quella della restituzione sul territorio, l'incontro con il territorio, sia il territorio che di interesse per la residenza, che è il quartiere 5 di Padova, cosiddetto Armistizio Palestro, ma anche dintorni, senza confini troppo rigidi, e poi anche intercettare le altre dimensioni che il progetto porta fortemente con sé. Perché, e questo, se possiamo mandare il PowerPoint, Fara, perché il progetto, come dicevo, è un progetto reloaded che guarda a una narratività, c'è qualcosa che forse ho fatto, eccolo, guarda a una narratività che non finisce mai, che nei nostri migliori auspici si ricarica mano a mano che incontra e intercetta il territorio. Questo ricaricarsi nella rimodulazione ha poi incontrato una prospettiva intermediale, transmediale se vogliamo, e abbiamo qui un grafico, Carlo Cappuccini, che ci ha accompagnato, che è entrato nel progetto, perché oltre al videogioco abbiamo pensato poi a una dimensione grafica delle narrazioni che nel frattempo avevamo raccolto e delle narrazioni che verranno, perché come vedete abbiamo storie caricate e storie da caricare, e poi un progetto di sviluppo di un book in pop-up. Spero che poi avremo il tempo di sentire anche Carlo che ci racconterà. Queste storie che noi abbiamo raccolte, le abbiamo raccolte grazie all'interesse sia di realtà, associazioni, istituzioni, singoli individui che hanno risposto al nostro appello. Abbiamo qui con noi 2 rappresentanti del Comune di Padova, in particolare del Centro Giovani Toselli, che risiede proprio nell'area del quartiere. Abbiamo alcune rappresentanti dell'associazione Quadrato Meticcio che lavora nel quartiere e guarda alla mediazione sociale tramite lo sport, tra l'altro promotori di un bellissimo documentario proiettato ieri sera sul gap di genere nello sport. Abbiamo poi anche singoli individui e persone che ci hanno accompagnate. Vedo Umberto Bodon che ci ha regalato molte storie, oltre che averle diffuso un altro medium attraverso la radio. L'ultimo aspetto è che appunto questo è un appello perché queste storie possano continuare ad essere caricate. Nel sito del nostro progetto noi troverete a disposizione sia la modalità di scaricare il gioco per giocare e quindi conoscere un territorio da lontano o riconoscerlo se ci si abita, sia anche il codice open access, ma di questo diranno poi meglio i nostri autori qui presenti in sala, per continuare ad implementare ed espandere il gioco. Permettetemi di leggere i nomi dei partecipanti sia della residenza artistica che hanno le persone che hanno elaborato quindi il prototipo Open Access: Miriam Anconelli, Alessia Di Vittorio, Giacomo Garbo, Francesco Laddomada, Giovanni Rubino, Beatrice Sgaravatto, sia i partecipanti della Game Developer Session che poi hanno implementato, apportando la loro prospettiva, il loro punto di vista, la loro narrazione, il prototipo di origine. E quindi Enrico Andreucetti che è qua dietro e che poi quando ci racconteranno uscirà da dietro le quinte, Arrigo Berton che è qua, Federica Maria Bianchi, Azzurra Di Domenico, Arianna Favaretto, Sara Perego, Pietro Prebianca, Michaela Rizzolo e Ariana Sabattini. Spero di aver detto tutto. In rappresentanza della residenza c'è Giacomo Garbo. Siamo poi felici, e qua mi taccio veramente per lasciare la parola a chi verrà dopo di me, cioè a Mauro
Salvador, di dire che questo videogioco ha già incontrato l'attenzione di Alice Bruni, che non so se, eccola qua, di Cooperativa Geocop, una realtà sociale che lavora proprio nella mediazione attraverso lo sport, mediazione culturale e sociale attraverso lo sport, e che ci ha contattati per un progetto Erasmus che speriamo vivamente venga finanziato. Io spero che potremo lasciare la parola a tutte le persone intervenute e quindi chiedo subito di mandare un piccolo video che in forma ancora intermedia, ma insomma può fare sintesi del percorso. Sono felice di poter intervenire, anche se in questo formato strano, sincrono, quindi cercherò di essere molto rapido, di portare via poco tempo a chi invece è lì in presenza, insomma, persone con cui potete interagire direttamente. Il mio compito, diciamo, è quello di provare a raccontarvi a livello logistico, organizzativo, come abbiamo gestito i 2 eventi principali del progetto, dal punto di vista della progettazione fondamentalmente, cioè quali sono state le metodologie e gli strumenti che abbiamo usato per produrre Mostassin, per produrre insomma l'esito del progetto appunto. Il primo step è stato quello della residenza artistica, quindi che originariamente avrebbe dovuto durare 2 settimane, ma che poi con l'emergenza Covid abbiamo prima posticipato, poi spalmato su più settimane. E questa residenza artistica, che non è stata più una residenza, l'abbiamo gestita evidentemente tramite Zoom, usando uno strumento molto utile, molto, molto interessante, che negli ultimi 2 anni, forse anche grazie, tra virgolette, alla pandemia, alla chiusura, si è affermato. Uno strumento che si chiama Miro, è di fatto una lavagna virtuale dove si possono scrivere appunti, attaccare foglietti adesivi colorati virtuali sempre, e soprattutto è uno strumento che è utilizzabile in contemporanea da più persone, no? Quindi possono lavorare come se fossero di fronte a una lavagna reale. Con quello abbiamo fatto il design del progetto durante la residenza artistica, e poi l'implementazione e la realizzazione tecnica invece è venuta su Unity, su cui non mi dilungo. Unity è uno degli engine per lo sviluppo di videogiochi più diffuso, più importante al momento, insomma. Questi gli strumenti, a livello metodologico, cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato la residenza con una prima parte di formazione, evidentemente, da un lato sui temi del quartiere, e quindi sull'idea di sviluppare giochi legati a un luogo, giochi digitali legati a un luogo. La seconda parte della formazione invece è avvenuta sull'aspetto metodologico proprio di design, quindi sull'uso del design thinking come metodologia, come macro, diciamo, metodologia, poi rifinita e affinata per essere usata in quel contesto per un prodotto digitale mobile di quel tipo, eccetera, eccetera. Alla fine di queste 5 settimane l'esito è stato, poi ve ne parleranno o ve ne hanno già parlato, chi lo sa, non lo so, non so quando state ascoltando il mio messaggio, vi parleranno del gioco, che poi è stato preso e rifinito di nuovo, rielaborato durante una sessione di sviluppo che è avvenuta nell'aprile di quest'anno, quindi qualche mese dopo la chiusura della residenza, in cui dei nuovi partecipanti hanno ripreso in mano il progetto e lo hanno, come dicevo prima, rilavorato, lo hanno rifinito, lo hanno ritoccato e ne hanno prodotto una nuova versione, diciamo, avanzata. Il progetto ha l'ottima qualità di essere molto modulare, no? Quindi aperto a successive implementazioni, alla possibilità di rimetterci mano. È un progetto open source, come vi erano già detto, quindi l'idea è quella che chiunque voglia o insomma si incuriosisca possa anche rimetterci mano liberamente, senza per forza di cose passare attraverso questi eventi organizzati da noi. Detto questo, io, come dicevo poco fa,
fa molto piacere aver potuto dire qualche parola, ma lascio molto volentieri spazio a chi è lì e che può dialogare, interagire e rispondere in modo più, come dire, più presente, più attivo. Quindi grazie ancora, un saluto e speriamo ci siano altre occasioni di vedersi di persona. Mauro Salvador, che insegna design thinking in diverse università, oltre che scuole, ed autore di molti libri sul videogioco. Abbiamo un po' invertito la scansione, c'è un altro video di sintesi, ma posso anche avvicinarmi al... Ecco, questa è un po' la sintesi del percorso fatto, sia in termini di sviluppo ma anche in termini di incontro. L'incontro, come dicevo prima, con le realtà, l'incontro anche attraverso appuntamenti, il playtest del 15 dicembre grazie al progetto Giovani del Comune, in cui per esempio abbiamo incontrato Camilla Previati, che ha riconosciuto alcuni momenti della sua storia di famiglia e l'ha spiegato agli altri partecipanti, Paola Cosma che ci aveva raccontato la sua esperienza di quartiere, Pugliese
pugliese, ma che insomma ha adottato Padova come terra, luogo in cui vivere, poi le giornate di Vipro Days per incontrare i videogamers e soprattutto per incontrare quelle realtà che puntano sul videogioco per promuovere territori e istituzioni culturali, e il Festival FEMO, di nuovo con il Comune di Padova, Festival dell'espressione multimediale. Passerei subito la parola a Stefano Caselli, a cui seguirà poi una testimonianza di Giacomo Garbo, che ci parleranno della residenza, per chiudere poi con Arrigo Bertoni e Enrico, che poi magari facciamo accomodare accanto a te, Enrico, per invece la Game Developer Session, e poi siamo aperti a qualsiasi richiesta, intervento, testimonianza di chi non conosce il progetto oppure di chi l'ha vissuto. Covid attraverso il telefonino non credo sia un problema, quindi Stefano? Mi sentite? Mi si sente? Sì, dicono di sì. Prova? Sì. Ok, perfetto. Allora aspetta Salve un a tutti, attimo, grazie. Stefano, che mi dicono di metterti in viva voce, che però non mi ricordo come si fa, così ti ho tolto. Non lo so fare. Esatto. Però ti sentono? No, sì. Aspetta che forse il tecnico... Allora lo mettiamo qua. Prova, mi si sente? Prova. Grazie. Sa. Ecco, questo è il Mi si numero della sente? nostra Perfetto, residenza, vado. comunque. Vai Stefano. Ok, perfetto. Allora io vi sento malissimo, quindi in caso se dovete dirmi qualcosa intervenite nell'inquadratura così che vedo. Comunque grazie mille, mi fa molto piacere partecipare anche a questa giornata di restituzione. Io sono Stefano Caselli e ho partecipato alla residenza come rappresentante di Ivipro e come tutor d'aula anche in virtù poi di quelli che sono i miei vari impegni di docenza, di sceneggiatura di videogiochi eccetera. Come Ivipro il nostro interesse nel progetto è stato altissimo, non potevamo in particolare esimerci appunto dal partecipare a un progetto che ripercorreva in modo anche così preciso quella che è la nostra mission. La nostra mission in particolare è quella di sondare appunto le possibilità e le risorse del videogioco come strumento di narrazione sia del territorio che del patrimonio italiano. Ivipro in particolare nasce dal protocollo d'intesa di ASV, che adesso tra l'altro ha cambiato nome, è diventata IDEA, però un tempo era appunto l'Associazione Editori e Sviluppatori di Videogiochi Italiani, e Film Commission, quindi nasce Ivipro come intermediaria tra quello che è il pubblico e invece poi il privato, quindi il versante istituzionale e poi il versante dei produttori e studi di sviluppo di videogiochi. In particolare come Ivipro ci interessa intermediare tra questi due poli anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione del territorio e della cultura italiani. In particolare quindi come Ivipro ci occupiamo di mappare il territorio italiano da una prospettiva videoludica e contribuiamo a vari database, anche non ultimo quello del MIBAC, per cui appunto ci occupiamo di proporre itinerari e comunque tutta una serie di strumenti anche a favore delle istituzioni che possano chiarire come il videogioco possa partecipare a varie traiettorie in cui ormai il cinema e altri media meno recenti sono già affermati. Quindi la possibilità di utilizzare un videogioco, di costruire, di ideare, di partecipare alla creazione di un videogioco che raccontasse un territorio e che quindi fosse anche una narrazione localistica, per noi è stata molto interessante. In particolare io come tutor d'aula ho avuto modo anche di seguire il progetto in entrambe le sue fasi, che poi vi descriveranno successivamente. Una cosa che appunto è stata particolarmente interessante da rilevare dal mio punto di vista è stato proprio come, non potendoci recare a Padova per i problemi di emergenza sanitaria, siamo arrivati a scomporre quello che era sia lo spazio cittadino, quindi inteso come geografico, ma anche lo spazio sociale cittadino, eccetera, eccetera, e a ricomporlo in un secondo momento. A mio avviso adesso, e spero che chi è qua presente
vada a giocarsi il gioco quanto prima, in entrambe le sue versioni, perché poi è anche interessante vedere la transizione che c'è stata, però il gioco racconta in modo anche molto interessante, molto bello, quello che è appunto questa scomposizione e ricomposizione, e in particolare questo confronto continuo in cui il giocatore è chiamato a prendere parte tra passato, presente e futuro, e per questo poi Urban Histories Reloaded è anche chiamato appunto creatività videoludica per azioni di cittadinanza. Ecco, le azioni di cittadinanza noi le abbiamo virtualizzate, e in Urban Histories Reloaded, in Most Scene, che è il gioco che è il risultato, chi gioca è proprio chiamato a prendere parte e a compiere queste azioni di cittadinanza, e questo è quanto più affascinante nel momento in cui lo spazio cittadino era precluso alla maggior parte dei partecipanti, e quindi hanno dovuto ricostruirlo e virtualizzarlo ancora prima poi di renderlo accessibile a chi gioca. Secondo me l'esperienza è un'esperienza molto piccola ma anche molto appassionante proprio per questo, quindi sia dalla prospettiva territoriale e istituzionale che dalla prospettiva poi del singolo utente. Per questo poi il gioco è anche pensato non soltanto per far vedere alle istituzioni, per chiarire che una traiettoria di questo tipo videoludica è possibile, ma anche per gli utenti, per favorire poi turismo di prossimità, o comunque per andare contro a quella che potrebbe essere la stigmatizzazione di certi spazi cittadini, eccetera eccetera. Bene, io non vi rubo altro tempo, non so neanche se mi avete sentito. Sì, ma vi ringrazio per benissimo. l'attenzione. Sono qua che guardo il soffitto. Ti abbiamo sentito benissimo, e quindi grazie. Io lascerei un attimo la parola a Giacomo Garbo, magari perché ci spiega perché Most Scene. Allora, questa la tolgo così. Sì, allora, il titolo del gioco è stato scelto appunto come appunto anche il logo, anche questo gatto che è in tutte le locandine che riguardano il gioco, è appunto nome del gioco in Most Scene, che in Veneto o comunque in alcuni dialetti indica il baffo e quindi il gatto per associazione, ma appunto anche come è scritto la scena è una parte fondamentale del gioco che è andato poi a svilupparsi, perché essendo diviso in più scene che poi possono essere con la seconda versione e con successive, si spera, aumentate per aumentare proprio il numero di esperienze possibili che può avere il giocatore all'interno di questo quartiere. Quindi Most Scene è un triplice gioco di parole su quello che è effettivamente questo gioco. Poi parlando della residenza, perché abbiamo detto più volte insomma che a causa Covid è dovuta essere stata rimandata, la residenza non è stata più fatta, ma è stata fatta appunto in differita, e avete visto più volte a schermo le varie chiamate su Zoom con più o meno persone presenti, ma la cosa che credo che sia stata più fondamentale di questa cosa qui è che ci ha obbligato a vivere questo quartiere in un modo diverso da quello che avevamo preventivato, perché chiaramente l'idea iniziale era quella di essere presenti nel quartiere per 2 settimane, fare una full immersion non solo nello sviluppo di un videogioco ma proprio anche nel quartiere, di scoprirlo, viverlo e tutto quanto. E invece ci è toccato avere uno sviluppo comunque più dilatato, perché invece di 2 settimane alla fine sono state 5, e chiaramente a distanza, perché eravamo in 6 provenienti da appunto diverse parti d'Italia, e alcuni di noi hanno avuto modo di essere comunque presenti, perché io abito comunque in vicinanza, zona limitrofa a Padova, ma appunto altri hanno dovuto avere esperienza del quartiere in modo indiretto, quindi abbiamo cercato tutti i modi possibili di vivere questo quartiere che non fosse appunto effettivamente andarci. Quindi certo, questo poi ci ha portato ad arrivare al qual è il soggetto appunto del videogioco, perché la premessa è quella che il protagonista è un fotografo, deve fare una mostra fotografica a Padova, e per la durata della sua permanenza
si prende una camera, un appartamento e si porta dietro il suo gatto, perché chiaramente non può lasciarlo a casa da solo. Però questo gatto, aprendo la finestra a un certo punto, un giorno gli scappa ed è costretto ad andarlo a cercare per il quartiere. E quindi questa premessa porta il personaggio, che poi appunto sarà il giocatore, a visitare il quartiere, vederne tutte quante le varie zone che sono state realizzate videoludicamente e scoprirlo attraverso questo, insomma. Allora, un applauso a Giacomo. 3 livelli, 3 scene che fanno riferimento sia a delle spazialità anche molto riconoscibili, come il giardino d'inverno, oppure il campetto da calcio in cui giocano i bambini e le bambine del quartiere, ma anche ad avvenimenti storici come quella della presenza delle donne durante la resistenza, scusate, che hanno impedito la deportazione di italiani rastrellati dai tedeschi. Ma anche il campetto fa riferimento a degli avvenimenti di cittadinanza molto importanti, perché è la resistenza degli abitanti del quartiere rispetto alla destinazione altra del campetto da calcio, e invece l'azione dei cittadini e delle cittadine ha fatto sì che questo campetto potesse continuare ad essere vissuto, abitato dai bambini e dalle bambine. Passo l'ultimo step e poi la parola passa, insomma, se ci sarà tempo, a chi è venuto a continuare a seguirci o ad ascoltarci, ad Enrico. Magari lascio spazio io ad Enrico. Vai tu, Silvia, grazie. Per l'ultimo step, che ci spiegano anche come hanno raccolto il testamento, il testimone della residenza dalla Game Developer Session. Il microfono è quello, tu togli la copertura e l'ultimo... Ah, no, è questo? E allora io ti lascerei il comando. Funziona? Sì. Funziona tutto, perfetto. Allora, buongiorno, salve, io sono Enrico Bertone, sono uno dei designer che ha avuto la possibilità di partecipare a questo secondo evento e appunto noi abbiamo ripreso quello che vi ha presentato prima Giacomo, quindi il loro tentativo appunto di rappresentare la multiculturalità e la resistenza all'interno del quartiere numero 5 di Padova. E cosa abbiamo deciso di fare? Beh, abbiamo stravolto tutto, ovviamente, abbiamo utilizzato la loro base, quello che ci hanno fornito dalla loro prima versione, e abbiamo voluto dare il focus a quello che ci è stato chiesto. Quindi volevamo fare un gioco che raccontasse appunto quello che era la multiculturalità all'interno del quartiere di Padova. E come fare ciò? Abbiamo scelto la strada prima di utilizzare quello che aveva scelto il primo gruppo, quindi i luoghi. I luoghi che vengono rappresentati all'interno del videogioco sono luoghi esistenti, appunto. Chi è di Padova può andarli a visitare, ma anche chi non lo è, appunto, se giocasse il nostro gioco e volesse andare a visitare, troverebbe tutti questi posti qua. Ma il vero fulcro di questo gioco sono le persone che abbiamo voluto... vediamo. Le persone che abbiamo voluto rappresentare, vabbè, non le mostra, le persone che saranno... che rappresentano le varie associazioni che sono rappresentate all'interno del videogioco. Quindi avremo Rising Africans, rappresentate da Emmanuel, che è appunto il rappresentante. Avremo l'associazione sportiva dilettantistica Quadrato Meticcio. Abbiamo addirittura anche artisti, quindi anche Vivian, che si occupava appunto di ritratti di donne di colore all'interno del quartiere. Vediamo se funziona. Niente, è stato mangiato, vabbè, si è mangiato una slide. Ok, questo per esempio è Emmanuel di Rising Africans, appunto. Quindi il nostro tentativo di rirappresentare, e Vivian, ecco, per esempio. Quindi il nostro tentativo di rappresentare la multiculturalità è passato dai luoghi alle persone e dalle persone alle singole storie che queste persone raccontano. Ogni singola scena adesso ve le presenteremo, vi presenteremo il contenuto, ma lascio la parola a Enrico per questa parte. Se riesci a tornare indietro, indietro, stop.
Come vi raccontavano già, dove parte la nostra revisione di Mostasin? Sempre a casa, sempre nell'appartamento, questa volta però noi non l'abbiamo reso un turista, l'abbiamo reso un abitante del quartiere, con la scusa di questo mostarda che vi guarda con fare ambiguo da sopra il comò, che scappa chiaramente dalla finestra un po' per spirito ribelle, un po' per spirito d'avventura, chi ha gatti capisce, lo inseguiamo attraverso la città. Perché non un turista, ma perché un abitante del quartiere? Perché così riesce a riscoprire e scoprire, esattamente come un turista, il proprio quartiere. Questa è una delle prime scene che in realtà potete visitare, che è il campo da calcio di Via Dottesio. Qui l'idea è molto semplice, cioè lo sport deve essere il punto nel quale siamo effettivamente tutti equi, tutti allo stesso livello. È chiaramente un ideale da perseguire, ma deve essere una realtà, insomma, che si deve raggiungere prima o poi. Nello step successivo, scena un po' più complessa, abbiamo le rotaie. Chiaramente le rotaie che idea vi danno? Vi danno un'idea di crocevia, vi danno un'idea di storie, vi danno un'idea di flussi che si incrociano. Qui assume un lato leggermente diverso, ossia diventa qualcosa come il muro che diventa il murales delle donne della Resistenza, o i pezzi arrugginiti che diventano quella scultura, diventano quasi una tela bianca sulla quale raccontare un po' la propria storia, un po' la propria identità culturale. Infatti lì sotto potete anche vedere i manual di cui vi parlavamo prima. Nella scena successiva, che è il giardino d'inverno che vi raccontavamo, qui si spinge ancora di più sul senso di comunità, perché sono tutti appartamenti, almeno li abbiamo voluti rendere così, sono tutti appartamenti vicini, quindi è un senso di comunità che si percepisce costantemente. Una voce che viene da una finestra aperta, una partita a carte sul muretto delle aiuole, un poster affisso su una delle bacheche, è proprio una comunità che si percepisce, e si percepisce ancora di più nella scena successiva, con cui in realtà chiuderà Arrigo, che è la festa in piazza Caduti della Resistenza. Quindi, come ci ha spiegato Enrico, abbiamo creato questi episodi i quali noi come giocatore, noi come personaggio all'interno del gioco interveniamo in modo positivo, perché andiamo a migliorare ogni singolo luogo in cui visitiamo e lasciamo il nostro impatto, la nostra traccia, oltre che a raccogliere quella che ci danno tutti i personaggi che incontreremo all'interno del videogioco. La parte interessante dell'ultima scena, che si sblocca dopo aver completato tutte le altre, è che ogni singola cosa che abbiamo fatto all'interno del videogioco ci viene ripresentata con una spiegazione per inquadrare meglio tutto il messaggio che volevamo appunto passare di integrazione e di multiculturalità. Facciamo slide. E infine, quindi come potete vedere qua vi abbiamo lasciato il QR code che vi lasceremo su, se volete vederlo, così vi manda direttamente per scaricare l'app. Come è stato spiegato prima, questo progetto è stato svolto durante una settimana di lavoro. Abbiamo fatto full immersion totale e l'abbiamo fatto dalla distanza completamente, quindi ci siamo sempre sentiti, era come se vivessimo assieme, però ci parlassimo solo attraverso il computer in pratica, e è stata una grandissima esperienza. E appunto noi vi mandiamo il messaggio che questo gioco rimane open source, quindi chiunque sia interessato può scaricarlo, modificarlo, se tra di voi ci sono artisti, designer, disegnatori di qualsiasi tipo che vuole dare il proprio apporto al progetto, e appunto si spera che questa attività si ripeta magari quest'anno o l'anno prossimo, per poter portare avanti questo progetto e renderlo sempre più completo. C'è una cosa con la quale volevo chiudere, Arrigo, perché mi sono dimenticato di dirla prima. Sembra una di quelle frasi fatte, però ci è venuta in mente più o meno prima in vaporetto, l'abbiamo sottolineata. La casa non è qualcosa che trovi, è qualcosa che ti costruisci attorno, e possibilmente la si costruisce insieme. Fine. Grazie mille. Peraltro è la prima volta che ci si vede in carne e ossa. Sì. Bene, intanto complimenti per l'idea, per il lavoro che avete fatto e per gli esiti che ci aspettiamo. E infatti volevo chiedervi due cose. La prima, la potenzialità del videogioco, perché ci permette di conoscere in maniera interessante magari delle cose a cui non ci approcceremmo, no? Quindi parlando anche con degli artisti di videoarte, così quando li intervisto mi dicono perché l'arte antica annoia? Non annoia perché non è di valore, è di grandissimo valore,
Però magari per i giovani di oggi, o se gliela mostri con la realtà aumentata o con la video, è il modo in cui tu gliela racconti che è sbagliato, non il valore in sé. Chi può dire che un Caravaggio non è bello? E quindi se voi appunto avete scelto questa modalità per questo motivo o per cosa vi sia venuta in mente. E la seconda cosa è chi è il target del videogioco, a chi vi rivolgete, quindi bambini, ragazzi, adolescenti. Eventualmente non so se... Allora, parto io invitando però, io inviterei sia le rappresentanti del comune, Laila e Anna, sia Alice della società, perché credo che possano rispondere loro anche meglio di noi. Nel senso, la seconda parte della risposta possono darla loro. Come dicevo, in quanto, come dire, in qualche modo promotrice di questo progetto, l'idea è proprio quella non di un'opera che ha evidentemente quando si parte si può come dire, pensare a un target, a una destinazione, ma l'idea forte a cui noi tutti teniamo è il reloading continuo, cioè l'idea, l'open source in questo senso, l'idea che non ci sia una fine, ma che quindi a seconda degli autori, artisti, programmatori, developers che raccolgono il nostro lascito, perché lo pensiamo come un lascito, i target possono cambiare come destinazione d'età, possono cambiare anche come estetiche, perché insomma parliamo anche di estetica del videogioco. E poi sicuramente il videogioco, abbiamo pensato al videogioco intanto a fronte di conversazioni permesse in spazi come questi, con il VPRO, quindi scoprire la grande attività fatta dalle realtà di settore per la valorizzazione e della cultura videoludica e del rapporto fra il videogioco e il territorio. L'abbiamo pensata per la grande, come dire, pervasività, un termine che voglio usare in senso positivo, generazionale, perché pensiamo ai giovani, ma credo che me lo possiate confermare, non solo i giovani e i giovanissimi che guardano il videogioco, almeno insomma noi vogliamo pensarla così. E quindi ci sembrava che il videogioco potesse essere la piattaforma migliore. Dico piattaforma, ma ribadisco, quando io penso a una piattaforma, penso a un medium e quindi penso a tutta la potenzialità estetica, comunicativa di ogni medium. In questo senso, e torno anche all'apporto che ci aspettiamo da Carlo, in questo senso ci piace pensarlo anche come transmediale, no? Cioè ancora l'idea del movimento. Quindi non è un ritorno indietro, è un dialogo. Il libro, la grafica del libro, e quindi ci permetterà di raggiungere per esempio le scuole, altri ordini di età, ma anche chi apprezza la grafica ovviamente da adulto, e poi l'evoluzione in pop-up, di cui ho visto qualcosa e sono rimasta meravigliata perché c'è sempre uno spirito bambino-bambina in ciascuno di noi. Quindi ecco, questo per il target iniziale dei 2 step, forse, anzi senz'altro rispondono loro, e poi io lascerei il posto, non so, Laila, Anna, Alice, io vi lascio qua e mi metto di là. Tanto grazie, grazie per l'invito e ci ha fatto molto piacere partecipare al progetto. Noi siamo come Ufficio Progetto Giovani, settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova. Io sono Anna, operatrice dell'area animazione dell'ufficio. L'ufficio ha diverse aree, il target è appunto 15-35 anni e perché abbiamo aderito e sposato positivamente il progetto, perché noi nasciamo come contenitori opportunità in città per i giovani e quindi raccogliamo i bisogni e gli interessi dei giovani. E poi all'interno del quartiere 5 abbiamo uno spazio che è diventato via via un'opportunità e anche una possibilità di sviluppo di idee e di sviluppo di interessi che riguardano l'ambito digitale. È stato anche uno spazio in via di come dire, trasformazione, perché appunto Fara parlava di PG Toselli 3.0 che nell'arco appunto dei mesi è diventato PG Lab e adesso è tutto un contenitore di possibilità di sviluppo digitale multimediale e di possibilità per videomaking in città, territoriale e in città, di cui appunto si occupa
Laila? Sì, grazie nuovamente per l'invito. E assolutamente il progetto Mostashin rientra nei termini di sviluppo, nelle progettualità che solitamente seguiamo all'interno del nuovo PG Lab, uno spazio pubblico, un Makers Lab pubblico in cui i giovani dai 15 ai 35 anni possono sperimentare gratuitamente attrezzature che in alternativa sarebbe complesso reperire o provare ad utilizzare. Nella fattispecie abbiamo in dotazione tantissima strumentazione, video, audio, e abbiamo una laser cutter, abbiamo una stampante 3D e sostanzialmente tutto questo doveva avvenire in presenza proprio perché effettivamente lo spazio accoglieva questo tipo di iniziative. La cosa poi si è trasformata in digitale e abbiamo sostanzialmente cercato di fare ponte nella raccolta delle storie con le testimonianze di quartiere. Questa cosa è avvenuta durante tutto il percorso che ha seguito Mostashin e la cosa più interessante è stata che il digitale ha unito un po' questi puntini e ha creato un'occasione di scambio intergenerazionale, perché proprio le persone che hanno dato le prime testimonianze hanno avuto l'opportunità di provare il videogioco. Il primo beta test del videogioco è stato provato in digitale, per cui il nostro luogo di accoglienza in realtà è diventato poi Zoom di fatto. In occasione poi del festival che ogni anno dà una possibilità gratuita di visibilità ai ragazzi che durante l'anno frequentano il PG Lab, ovvero il Festival dell'espressione multimediale che citava prima Fara, abbiamo fatto la seconda sessione di Mostashin e di fatto coinvolgendo ragazzi che sono strettamente nel nostro target, però diciamo che poi il risultato chiaramente è una restituzione trasversale per chi ne manifesta interesse, anche perché la forte dose di narratività che questo gioco ha al suo interno è stata recepita con estrema positività da tutti quelli che l'hanno potuto testare. Ciao a tutti, sì, Alice della cooperativa sociale Egea di Padova, noi operiamo in Veneto e un po' in Europa. Grazie a Fara per averci invitato e grazie per aver colto la sfida di presentare un nuovo progetto. Abbiamo presentato questa proposta che si chiama Sport is Near al programma Erasmus Sport. La nostra cooperativa promuove percorsi di cittadinanza attiva e mediazione sociale per persone migranti e persone con svantaggio sociale, in particolare donne e bambine. E lo facciamo con tanti mezzi, tra cui appunto lo sport, e collaboriamo con varie associazioni locali, tra cui Quadrato Meticcio, perché abbiamo visto che lo sport è uno strumento universale, ma purtroppo anche nello sport, come in tutte le dimensioni della nostra società, le discriminazioni di genere e il gender gap sono ancora forti. Quindi bambine e donne si vedono ancora poco nel campetto che avete visto prima, come in tutto lo sport. Quindi noi in questa proposta vorremmo mettere in atto azioni sul campo e digitali per avvicinare appunto le donne e le bambine di questo quartiere e di altri quartieri, quindi con svantaggio sociale, migranti, rifugiati e quant'altro, quindi che partecipano meno allo sport e soprattutto alle ricadute di benessere e socializzazione. Tra i canali digitali, ecco, io ho visto questo gioco, sono rimasta molto colpita per due cose che mi piacerebbe sottolineare, che trovo innovative. Uno è il far vedere i quartieri, cioè anche un bambino o una bambina che vede i propri luoghi e si riconosce è una cosa rara. Io ne vedo tanti di prodotti digitali, anche di programmi Erasmus, è veramente una cosa bella potersi riconoscere nel quartiere. E poi questo approccio di comunità, per cui noi auspichiamo che le bambine che parteciperanno quindi del quartiere possano unirsi agli sviluppatori per anche dare un proprio apporto e magari incuriosirsi e imparare anche ad affrontare le materie digitali e scientifiche, magari imparare anche per il proprio futuro. Quindi speriamo che questa proposta venga approvata, ma è solo un inizio, noi ci auguriamo di una collaborazione con questa bella realtà.
Io sono molto emozionata perché sì, vedere il quartiere in digitale così è stato forte, soprattutto mi sono immaginata loro che vedevano questo spettacolo, no? Qui in questa sala super bella e sicuramente gli mostreremo dei video. I ragazzini, in particolare appunto dell'associazione Quadrato Meticcio, giocano moltissimo, quindi da Fortnite a FIFA a qualsiasi altro gioco, però appunto vedersi protagonisti di qualcosa e di qualcosa di positivo è stato molto importante, quindi anche riportare alla visibilità questo quartiere che ha una forte storia, non solo diciamo legata al passato appunto della seconda guerra mondiale, ma anche che poi no, si è anche qui sviluppato come una sorta di flusso, di nuovi arrivi, di nuovi incontri, di nuove storie. E è bello ritrovarlo in un prodotto di questo tipo. I ragazzini ci hanno giocato, lo hanno avuto sui loro telefoni, una volta appunto noi facciamo anche il dopo scuola e lo abbiamo scaricato, alcuni di loro neppure ce l'hanno il telefono, però hanno giocato con il nostro e ci chiedevano anzi ma quando verrà potenziato, della serie, quando possiamo avere noi essere Ronaldo e i Messi della situazione e fare un match, no? Nel campetto. Quindi sicuramente questo riconoscersi è meraviglioso e chiudo con un invito, dato che è stato richiamato un frame della festa. Quella festa che voi vedete è una festa che si fa almeno da 4 anni in quartiere e anche qui il nome è emblematico, si chiama Festa Intrecci e rimanda un po' a una narratività che si incrocia, ma anche a vite che si incrociano, e sarà il 18 settembre, facciamo un'altra edizione dove anche molte realtà partecipano, anche appunto il progetto Giovani, quindi anche ai ragazzi che hanno sviluppato questo gioco che veramente mi emoziona, e li invito volentieri e grazie a tutte e tutti. Io prima di passare la parola passo questo a Carlo con cui chiudiamo, poi se ci sono altri interventi dal pubblico rispondiamo volentieri. Colgo l'occasione per ringraziare Eia Gelassi che non è potuta essere qui con noi, ma per esempio le immagini della festa Intrecci ci sono state fatte da Eia che abita nel quartiere e che con la GoPro ha girato per noi, per loro, per poterci restituire degli spaccati del presente del quartiere. Passo a te l'onore di chiudere, Carlo, che tra l'altro, oltre che grafico, viene anche da questo quartiere. Sì, buongiorno, mi chiamo Carlo Cappuccini, sono stato coinvolto nella fase finale di questo progetto e per il quale sono stato subito emozionato, proprio per il fatto che nasco a pochi metri da quel campetto di cui tutti stiamo parlando, e per cui è stato un po' un ritorno a casa. Un ritorno a casa è un riscoprire il mio territorio in una maniera, ripeto, emozionante. Per quanto mi riguarda, il mio compito è stato quello di interpretare in maniera cristallizzante, chiamiamo così, un'esperienza che è ancora in evoluzione. Di che sto parlando? Di portare in una dimensione analogica quello per cui ferma quello che è un bellissimo progetto in evoluzione, ed è proprio questo e i valori che sottendono a questo progetto il senso che suggerisce di continuità e di riscoperta il vero valore che mi ha fortemente emozionato. Per quanto mi riguarda ho tentato di riportare in maniera un po' ingenua, un po' ludica, un po' sperimentale quello che è stato questo lungo percorso di cui sono stato solo testimone a distanza e uditore. Tutti i mezzi che avete utilizzato, digitali, verbali, di organizzazione del pensiero e di restituzione di queste ricerche fatte in uno strumento transmediale, come diceva Fara. Ricordiamo proprio che il progetto finale nasce da
una narrazione verbale, da delle interviste, dallo spostarsi in luoghi fisici, probabilmente scoprendo per la prima volta da parte di generazioni più giovani le esperienze di vita negli stessi luoghi di generazioni che sono venute molto tempo prima. Ecco, il valore proprio storiografico di questo videogioco forse viene suggerito molto garbatamente attraverso un mezzo che è molto all'avanguardia, diciamo, il mezzo del videogioco, appunto, dell'applicazione al telefonino. È un interessantissimo medium, per questo sono stato entusiasta di sperimentare questo piccolo strumento che sarà un librettino che a breve starà alle stampe, nel quale l'operazione fatta è stata appunto quella di riportare una sensazione ludica, una sensazione che però riportasse un po' a casa, facesse trasparire l'affezione per un luogo, di qui una dimensione 3D, un libro che ti viene incontro, che si apre e che in qualche modo apre anche a target differenti, come diceva giustamente, l'interesse è a chi viene dedicata questa ricerca. Beh, la ricerca, il contenuto di questa ricerca secondo me è veramente destinata a un pubblico ampissimo, proprio per la natura transmediale dei vari mezzi con cui questa viene trasmessa. Ringrazio tantissimo appunto dell'opportunità di aver partecipato al progetto e passo la parola. Vogliamo sentire qualcuno del pubblico se ha domande? Sì, sicuramente. Aggiungo che noi abbiamo tutta una serie di registrazioni di storie, perché poi Carlo faceva riferimento alla dimensione orale, anche attraverso la radio abbiamo implementato questa dimensione orale, abbiamo molte registrazioni che attendono di trasformarsi. Se non ci sono interventi... Sì, prego? Sì. Sentite se parlo così? Sì. La mia curiosità è, mi pare di aver capito che il videogioco serve quasi più alle persone che già abitano il quartiere, infatti sarei curiosa di sapere come l'avete fatto. Abitano il quartiere e si ritrovano quindi nel videogioco o nelle situazioni in cui vorrebbero partecipare o così. Mi chiedo se il videogioco sia anche ovviamente è anche destinato ad un pubblico diverso che non abita nel quartiere, e se pensate che la conoscenza del quartiere sarà attraverso il videogioco o se pensate che ci sarà poi dopo il videogioco una visita in presenza, insomma, se verrà scoperto solo il virtuale o anche il reale. Io ringrazio davvero tanto di questa domanda, perché ci permette di mettere insieme varie anime che stanno, come dire, nella parte della concezione di questo progetto. Cinelens, a cui facevo riferimento, all'università ha tutta una linea di cineturismo, per esempio, in cui la dimensione del turismo di prossimità, della riscoperta del luogo in cui si vive, ma anche della possibilità che un turista che venga da fuori, e questo oramai in Italia è assodato, insomma, no? Sono esperienze, possa essere interessato oltre ai monumenti che le guide tradizionali ci segnalano, anche alle realtà, ai vissuti dei quartieri. Credo che sia un'esperienza che ormai, insomma, è stratificata, è una sua tradizione. Quindi sicuramente noi abbiamo parlato molto del videogioco per il quartiere, per la città, ma effettivamente nella nostra progettualità, devo dire molto ambiziosa, pensiamo anche che possa servire come mappa per una visita di Padova sotto un'altra prospettiva. Quindi anche in questo senso noi l'abbiamo appena terminato, dopo continue rimodulazioni dovute al Covid, l'abbiamo chiuso il 31 di agosto, ma nella progettualità c'è anche quello di pensarlo come mappa per il turista, e mi fa molto piacere non è stata orientata la cosa che il primo personaggio sia un turista.
e poi sia venuto lo sguardo interno, nel senso che apre alle due possibilità. Perché questo quartiere? Allora, la città di Padova, i quartieri di Padova, soprattutto quei quartieri che dai giornali, insomma dalla comunicazione pubblica vengono indicati come i più problematici, io vivo all'Arcella e l'Arcella è un altro di questi quartieri, hanno visto negli ultimi anni, grazie a delle iniziative dal basso molto forte, ma anche all'incontro tra la cittadinanza e le varie realtà, i festival, dei progetti di, io non direi neanche riqualificazione, cioè di smantellamento della doxa, no? Cioè dell'opinione cristallizzata che fissa un quartiere solo in un'immagine. Ecco, il reloaded è perché le immagini sono tante, le esperienze sono tante, esistono problemi, ma insomma questo fa parte della vita, come dicevamo anche nel nostro libretto, e il gioco vuole andare in questa direzione. Il quartiere Arcella, che ha visto molta progettualità anche cinematografica, audiovisiva, ha fatto un percorso molto importante in questa direzione. Il quartiere 5, Armistizio Palestro e dintorni, è un quartiere che ha una storia veramente ricchissima. Noi tra le tracce, abbiamo voluto chiamarle così, che abbiamo dato ai partecipanti sia alla residenza che alla Game Developer Session, ci sono sia libri, volumi di archeologia di studiosi, la biciclettata che avete visto era sulla stella del piano generatore urbanistico del 54, quindi insomma anche un percorso, oltre a tutte le testimonianze che ci parlano del presente. Una storica ci ha parlato del passaggio da quartiere di immigrazione dalle campagne verso la città, quartiere operaio, e oggi aperto al futuro. Tramite la figura della pittrice noi abbiamo voluto rendere omaggio agli artisti e alle artiste del passato, ma anche alla creatività delle nuove generazioni che si apprestano a intervenire. Se poi vediamo, io provo a dare un approccio più da sviluppatore, appunto, e tento di rispondere anche alla domanda che ci è stata posta prima. Qual è stata la nostra visione di questo gioco, no? Che target volevamo, appunto, a quale target abbiamo puntato? Beh, ovviamente, come ha già intuito, chi vive a Padova è la prima persona che si può rendere conto di primo acchito di cosa stiamo parlando, no? Soprattutto se è una persona che vive in quel quartiere, capisce quasi subito, direttamente, grazie anche a tutti i movimenti, i festival, tutte le attività che si svolgono in quel quartiere, che stiamo puntando proprio a raccontare la storia di quello che succede là all'interno da sempre, da tanto tempo, quindi resistenza, multiculturalità. E perché il videogioco? Perché oltre a essere un medium nuovo, è un medium in cui la persona che lo prende in mano può agire, può lasciare la propria impronta all'interno di quel gioco. Infatti noi abbiamo preparato una parte di questa applicazione, è fatta ad hoc, perché la tua storia, quello che fai all'interno del gioco tu come persona, sia diverso da quello che farebbe la persona a fianco a te. Quello che farai all'interno di quel gioco sarà tu come agente, e sarà scritto per sempre, sarà il gioco che rappresenterà te come persona e le scelte che fai. Quindi è molto potente come cosa che puoi fare, e è molto potente lasciare in mano alla persona a cui offri questa applicazione, questo servizio, la possibilità di vivere un'esperienza che nessun'altra persona vicino a lei potrà vivere. Okay? E appunto, lasciando così che il giocatore, la persona, possa agire liberamente, gli diamo appunto dei luoghi in cui ci sono diverse attività che possono essere svolte in modo diverso, e rimane come ricordo un'impressione, e allora il target diventa anche persone che non abitano a Padova, che rimangono impressionate da questa esperienza e dicono: ah, ho imparato qualcosa, perché appunto con l'ultima scena diamo la possibilità di imparare diverse cose, i diversi cenni che abbiamo voluto dare appunto a questo quartiere, e viene spinto in un secondo momento, appunto come è stato chiesto, a visitare e a fare proprio quell'esperienza di visita dei luoghi che ho potuto agire, chiamiamolo così. Sì, come ha detto benissimo Arrigo adesso, proprio l'agency, il poter agire su il videogioco è quello che lo rende potente, soprattutto quando appunto
come abbiamo appunto avuto modo di sia sperimentare anche attraverso i playtest, sia in presenza che non, insomma, quello che può effettivamente suscitare in chi effettivamente il gioco lo gioca. E quindi, tornando alla risposta della domanda iniziale, il nostro target effettivamente, più che su una demografia specifica, andava proprio a prendere sia gli abitanti del quartiere, ma appunto anche quelli che esternamente lo vedevano per la prima volta o lo conoscevano per la prima volta, magari proprio attraverso questa applicazione, questo gioco, e che eventualmente, se fossero stati interessati a fare una visita, e questa è una cosa che proprio avevamo tenuto in conto durante le prime settimane di sviluppo della prima versione del gioco, che qualcuno potesse aver voglia di visitare il quartiere proprio come conseguenza dell'aver scaricato il gioco, dell'averci giocato e dell'essersi interessato attraverso di esso. E quindi proprio la feature del gioco che ti permette di muoverti attraverso le varie zone del quartiere è effettivamente la mappa del quartiere, non è una fantasia, è proprio come la mappa nella realtà, appunto perché possa anche essere usata per orientarsi all'interno del quartiere e poter appunto vedere effettivamente le varie zone che nel quartiere in cui si aveva giocato. Ecco. Stefano, ci sei ancora? No, ci ha abbandonato. Bene. No, eccolo, è arrivato. Sentite? Ci sono. Non sento nulla, però ci sono. Allora chiudiamo qua perché abbiamo chiuso, penso, il nostro tempo. Sì, non grazie. so. Sì, abbiamo bisogno di Liberare la sala. liberare. È stato un piacere, congratulazioni perché sono interventi significativi, interessanti, che magari escono dall'ambito strettamente cinematografico, ma essendo transmediali ci fanno capire quanto il cinema anche fuori dalla sala sia utile, l'immagine sia utile anche fuori dalla sala. E quindi grazie per essere intervenuti qui da noi allo Spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission, e buon proseguimento di lavoro. Grazie.